Benvenuti amici della Gazzetta Sarda a questo nuovo appuntamento culturale nei luoghi della cultura della città di Sassari, ed oggi siamo qui appunto nella biblioteca universitaria in compagnia, e grazie perché ci ha ospitato il dottor Giovanni Fiori, che è appunto il direttore della biblioteca universitaria, per cui buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a voi, grazie a lei, perché noi siamo in questo percorso culturale dove abbiamo già visitato anche l'Archivio di Stato di Sassari e altre biblioteche, anche la Biblioteca di Santa Maria di Betlemme, quindi il nostro percorso oggi ci porta in un luogo davvero importante. E quindi parola a lei. Grazie. Dove esattamente ci troviamo, che cosa consiste la biblioteca universitaria? Allora, la Biblioteca Universitaria di Sassari è una biblioteca pubblica statale, appartiene al Ministero della Cultura, è un ufficio periferico dello Stato, conserva un patrimonio storico importantissimo che parte già dall'antico fondo aggregato all'Università di Sassari. Lo scopo principale della biblioteca è quello di conservare e valorizzare questo patrimonio e soprattutto anche mantenere, come a livello di conservazione, il patrimonio legato all'editoria sarda. Infatti noi abbiamo una sala dedicata alle pubblicazioni sulla storia della Sardegna, la famosa Sala Sarda, che conserviamo anche nella precedente sede. Infatti ci troviamo oggi nella nuova sede della Santissima Annunziata, ma storicamente la nostra sede di biblioteca è sempre stata in Piazza Università, nel primo piano dell'Università Centrale. La biblioteca appunto si fa risalire, i fondi della biblioteca si fanno risalire grazie al lascito che nel 1558 un funzionario di Carlo V, Alessio Fontana, fece alla città di Sassari, che sfruttando questo fondo e la rendita proveniente da questo fondo fece giungere qua a Sassari i Gesuiti che aprirono le prime scuole, già arrivarono l'anno dopo, nel 1559, e successivamente aprirono le prime scuole, appunto i primi corsi di retorica, grammatica, quindi corsi tipici dell'insegnamento gesuitico, e che poi diedero vita successivamente a partire dal 1632 all'Università di Sassari. I nostri fondi sostanzialmente rispecchiano nella parte antica proprio questa origine gesuitica, e soprattutto poi nel tempo si sono arricchiti con i libri che venivano utilizzati appunto per gli insegnamenti all'interno dell'Università di Sassari. C'è un momento fondamentale nel 1773, quando viene emanato da Clemente XIV il Dominus Ac Redemptor, una norma che poi fu recepita da Vittorio Amedeo, re di Sardegna, appunto Vittorio Amedeo III, che spostò sostanzialmente questi fondi, i collegi gesuitici, li aggregò tutti quelli presenti nella città di Sassari alla Regia Biblioteca Universitaria. Quindi questi fondi passarono man mano, oltre il fondo gesuitico aggregato già all'università da tempo, tutte le altre centri gesuitici furono aggregate all'università. E troviamo già una prima forma di inventario nel 1803 fatto dall'abate De Candia, Raimondo De Candia, che appunto dà testimonianza di un primo censimento di questi volumi. Nel tempo appunto la biblioteca crebbe tantissimo attraverso fondi che arrivarono sia dal mondo gesuitico, ma anche attraverso i lasciti che diversi vescovi fecero nel tempo alla nostra biblioteca. Uno molto importante fu quello del vescovo Alepus nella metà del Cinquecento, e noi troviamo una testimonianza di questi volumi all'interno dei nostri depositi dell'antico, proprio grazie agli ex libris che erano presenti all'interno dei volumi. Naturalmente abbiamo un patrimonio vastissimo, costituito anche e soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, tra il 1859 e gli anni 60 dell'Ottocento, attraverso il provvedimento che portò alla soppressione delle corporazioni religiose, il famoso decreto Rattazzi, che portò all'interno della nostra biblioteca i volumi delle corporazioni religiose presenti sul territorio. E quindi il nostro patrimonio antico è proprio costituito da questi fondi e consta ormai di oltre 3.500 e numerose migliaia di pubblicazioni del 600 e 700.
compresi poi 74 incunaboli. Quindi un preziosissimo patrimonio che poi anche nel XVIII, XIX secolo e XX secolo continua a crescere anche con numerose donazioni anche importanti, come ad esempio il manoscritto di Grazia Deledda, che è arrivato a noi nel 1914 grazie all'impegno dell'allora direttore Zapparoli, scritti di Sebastiano Satta, di Salvatore Farini, scritti autografi, anche ormai editi in edizione critica grazie all'impegno di professor Dino Manca, che ne ha curato per la biblioteca appunto l'edizione critica, e fino ad arrivare insomma ai giorni nostri. Perfetto, qui insomma è anche il luogo, diciamo così, la casa del Condaghe, certo, di San Pietro di Silchi, quindi noi adesso, direttore, se lei insomma mi vuole accompagnare noi della Gazzetta Sarda in una visita guidata, saremo felici di insomma godere anche noi di questo patrimonio della biblioteca universitaria, per cui per adesso restate con noi, seguiteci e noi andremo dall'ufficio del direttore di dottore Giovanni Fiori, qui della Biblioteca Universitaria di Sassari. Siamo in piazza Fiume per dare un riferimento ancora un po' più, come dire, diretto a voi amici della Gazzetta Sarda. Noi adesso andremo e quindi seguiteci. Ed eccoci qui, dottor Fiori, dove siamo esattamente? Insomma, dove iniziamo questa nostra visita guidata per gli amici della Gazzetta Sarda? Allora, iniziamo questa visita guidata all'interno del deposito numero 2, che è il deposito che custodisce la parte antica dei nostri fondi. È un deposito, bisogna dirlo, all'avanguardia, soprattutto per i suoi sistemi di sicurezza, sistema antincendio di tipo water mist di ultima generazione. Abbiamo le unità di trattamento aria, quindi permettono un riciclo continuo dell'aria, una temperatura costante e un monitoraggio anche dell'umidità. Quindi i nostri volumi antichi e preziosi sono sicuramente custoditi all'interno anche di un contenitore che ne salvaguarda nel tempo la durata. Perfetto, e adesso andiamo nel merito di questa meraviglia che è appunto il patrimonio documentale della biblioteca. Dove iniziamo? Non potendo farvi vedere tutti i nostri volumi ovviamente antichi, vi faremo vedere i nostri tesori, vi faremo scoprire i nostri tesori. Perfetto. A partire dal volume più antico e più prezioso che custodiamo, che è il Condaghe di San Pietro in Silchi, il nostro manoscritto numero 95, che potete vedere appunto nella sua coperta in tutta pelle. Andiamo ad aprirlo e a scoprirlo. La prima carta del Condaghe. Intanto, che cos'è il Condaghe? È un insieme di atti, di lasciti, di compravendite che riguardano il monastero di San Pietro in Silchi. In realtà all'interno troviamo anche altri piccoli Condaghi, per l'esattezza 4, e vediamo anche le tipiche fattezze di un manoscritto medievale. Come potete notare, qua abbiamo ad esempio i puntini che servivano poi per la rigatura, cioè per tracciare delle linee che permettevano a chi scriveva di avere un tratto continuo su un'unica riga. È possibile apprezzare, appunto, essendo un manoscritto pergamenaceo, anche alcuni elementi estrinseci molto interessanti, come il lato pelle e il lato carne della pergamena. Qua possiamo vedere addirittura i pori della pelle, e poi all'interno appunto il lato carne più morbido. Il Condaghe appunto conserva intanto uno dei manoscritti più importanti del Mediterraneo, è databile sicuramente intorno al 1073, proprio perché ci sono degli elementi che ci portano a questa datazione, e prosegue insomma sino al XIII secolo. Questo che vedete qua, insomma, è la carta, una delle carte più importanti, perché è testimonianza intanto il pugnaletto antropomorfo, che è anche simbolo della nostra biblioteca, che potete vedere qua, una I, dove appunto attraverso, qua possiamo leggere alcune abbreviazioni medievali: in nomine Domini nostri, Jesus Christi, eterni Domini, Amen. La battessa Massimilla, dalla sua viva voce, spiega che dà un rinnovamento grafico allo stesso Condaghe e ci dice appunto: ego Massimilla, abatissa de Sanctu Petru de Silchi, anche qua un'abbreviazione latina, SCU Sanctu Petru de Silchi, chi lo renovo custu Condaghe ad unore Deus innanti
e de Santu Petru e de Santa Iula, e con voluntate de su Donnu meo iudice Gunnari, e de sos figliu iudice Barrusone, e de sos frates e sos maiorales de Locudore, dandene missa paragula de Reno Bacchelus su Condache. Siamo in un sardo latino, insomma, in un sardo Sì. latinizzato, siamo in un sardo medievale molto... Certo. Comunque molto simile al nostro, se vogliamo. Assolutamente, si capisce benissimo, e il manoscritto è una fonte importantissima, intanto perché ritroviamo tutti i toponimi dell'antichità. Se noi andiamo, la Battessa Massimilla, dicevo, dà un rinnovamento. Se noi andiamo a vedere le prime carte, sono completamente diverse da quelle della Battessa Massimilla, perché lei rinnova la veste del Condaghe, crea delle rubriche per facilitare la lettura delle singole schede del Condaghe, e poi appunto diventa, mano a mano che andiamo avanti, una fonte sempre più preziosa di termini, di salti, di usanze, di tradizioni, anche diciamo, di principi giuridici medievali. Quindi è una fonte preziosissima, che infatti è continuo oggetto di studio anche C'è da poco. anche un momento, diciamo così, di vita sociale, si parla insomma, delle servitù, dei servi. Assolutamente, sì. Siamo in un ambito benedettino, così lo diciamo Sì. anche agli amici che ci seguono. Benedettino femminile. Femminile, Esatto. che magari molti non sanno e non conoscono, ma a quel tempo c'era, ma c'era anche forse anche da prima, mi ricordo qualcosa che riguardava anche Gregorio Magno qualche secolo Sì. prima ne parlava, quindi è importante perché era un luogo qui in Sassari molto, molto potente anche dal punto di vista politico, se Certo. vogliamo, è questo. Un'altra cosa molto importante che dobbiamo dire di questo volume è che durante il trasferimento, diciamo, dei volumi da parte delle soppresse corporazioni religiose nella metà dell'Ottocento, questo volume non arrivò in biblioteca, ma fu l'azione dell'allora direttore Bonazzi ad acquistarlo da un privato, un orologiaio di via Roma, attraverso, diciamo, un acquisto tramite il Ministero centrale. Quindi Bonazzi si interessò al volume, lo intercettò, diciamo, nel mercato antiquario sassarese, e tramite un'autorizzazione da Roma riuscì a portarlo all'interno della biblioteca, e infatti ne curò anche la prima edizione. Bello, Altre molto bello. edizioni sono quelle, diciamo, degli anni 70 di Professor De Logo, e l'ultima quella di Alessandro Soddu e Giovanni Strinna, ultima edizione, diciamo, del Condaghe. Tra l'altro Professor Soddu è stato, diciamo, questo bisogna dirlo, è stato uno dei primi, proprio durante il periodo del Covid, a datare le schede, cosa che non era stata fatta in precedenza. Quindi è ancora fonte di ispirazione, fonte di studio questo volume, Sì. e quindi il suo valore culturale per noi della Gazzetta Sarda è importante poterlo, come dire, esprimere ancora di più, ovviamente dalle sue parole, dottor Fiori, quindi la ringraziamo È ulteriormente. un volume sicuramente di un valore culturale inestimabile. Da poco anche università straniere si stanno interessando al Condaghe. L'Università di Lancaster l'anno scorso è venuta qua in biblioteca, ha fatto alcune riprese sul Condaghe e l'ha inserito in uno studio, diciamo, internazionale sui manoscritti del Mediterraneo. Molto Quindi, bene, grazie. Adesso dal Condaghe proseguiamo il nostro viaggio, grazie appunto a lei. Prego. Allora, continuiamo con questo volume che è altrettanto prezioso. Qui entriamo, diciamo, nelle norme delle città, un po' come gli statuti sassaresi, però noi conserviamo i frammenti degli statuti di Castelgenovese. Gli statuti di Castelgenovese, cioè Castelsardo, siamo nella metà del 300, sono delle norme di tipo medievale, ma di tipo agrario. Quindi ci svelano quelle che erano le consuetudini nelle campagne, come venivano gestite, quali erano le norme che regolamentavano la vita agraria, le proprietà, i salti, i passaggi, le consuetudini nelle campagne, la possibilità di, appunto, di usucapire dei terreni o meno. No. Molto molto interessante. Questo è un altro gioiello appunto Sì, della... tra l'altro è stato studiato dall'erede di Bonazzi, da Ciampoli, che ha fatto una prima edizione diplomatica nel 1899 ed è stato consegnato ai reali in occasione della prima cavalcata.
Caspita, questa è una cosa molto molto interessante perché riaggancia anche a quel periodo storico dove Sì. tante cose sono state fatte, poi se non ricordo male in occasione anche dell'inaugurazione Magari dopo, del quando, monumento, no, sì, quando di andremo Torre. in Sala Sarda, vi farò vedere l'edizione diplomatica del Cionpoli con la dedica. Bellissimo, bellissimo. Andiamo avanti allora. Sì. E continuiamo, dottor Fiori, a questa insomma bellissima interazione, questo viaggio culturale. Ora mostriamo uno degli incunaboli più preziosi, ne abbiamo 74 nella nostra biblioteca. Questa è un'edizione del De Officis di Sant'Ambrogio del 1473, quindi insomma gli incunaboli sono quelle pubblicazioni che nascono tra la nascita della stampa fino ad arrivare insomma al 1500. Da lì in poi diciamo si crea una forma più codificata di libro con un frontespizio. Che meraviglia. E quindi abbiamo i primi esempi di stampa, tra questi appunto questo preziosissimo esempio dove possiamo vedere come lo stampatore, se andiamo alla fine diciamo del volume, eccolo qua, scusate un attimino, eccolo qua, Prego, prego. dove c'è appunto l'explicit e viene appunto, diciamo così, canonizzata la forma dell'incunabolo, che non ha il frontespizio, e dove lo stampatore creava la forma della pagina e lasciava uno spazio per poi concluderlo attraverso appunto una decorazione, che in questo caso è miniata. Che meraviglia. Sembra proprio di essere come catapultati in quel Sono mondo. presenti anche delle note a margine Che meraviglia. che testimoniano appunto anche lo studio sul volume nel tempo. Ci sta facendo vedere delle cose davvero interessanti Sì. e che ci fanno capire quanto sia importante, anzi lo vogliamo anche ribadire, la frequentazione da parte del pubblico, degli studiosi, ma comunque delle persone in questi luoghi della cultura. Noi lo diciamo sempre. Continuiamo la visita Ok. mostrandovi il contratto di matrimonio ebraico, il nostro manoscritto Meraviglia. 249. Questa possiamo dire in termine, come dire, un po' in gergo, è una chicca anche questa. Anche questa. C'è da dire che possiamo parlare e anche introdurre un argomento molto frequente anche in questa biblioteca e nelle biblioteche storiche, che è quello del riuso. Questo documento infatti è frutto di un riuso. Quando la carta soppiantò la pergamena, molti manoscritti in pergamena venivano appunto venduti agli stampatori come materiale di rinforzo per i nuovi volumi. All'interno di un volume smontato è stato ritrovato questo documento importantissimo, perché testimonia la presenza degli ebrei ad Alghero nella metà del 400. È un atto di matrimonio tra Zacchi di Carcassona e Bella In lingua ebraica. in lingua ebraica. Anche questo è stato oggetto di studio Che meraviglia. ed è un documento, uno dei pochi, diciamo, che troviamo anche di questo tipo nella Library of Congress. È interamente digitalizzato, è stato studiato nel tempo. L'importanza è che testimonia la presenza degli ebrei ad Alghero appunto nella metà del 400, famiglia di Carcassonne, una famiglia che lavorava con il municipio di Alghero e che rimase ad Alghero anche successivamente, diciamo, alla cacciata degli ebrei, alla conversione, e continuò diciamo, il suo culto ebraico privatamente all'interno, in maniera clandestina, all'interno delle mura domestiche. Molto molto interessante, davvero un pezzo meraviglioso. Dottor Fiori, adesso noi continuiamo questo meraviglioso viaggio. Prego. Allora, volevo farvi vedere un qualcosa anche che riguarda la cartografia e soprattutto la cartografia della Sardegna. Qua abbiamo uno splendido volume di Gherardo Mercatore, dove abbiamo la rappresentazione della Sardegna e della Corsica soprattutto. La Sardegna, in questo caso, nella carta di Mercatore, cambia nella sua forma. Se noi andiamo a vedere la Sardegna di Sigismondo Arquer, che è precedente a questa forma, nella carta nautica notiamo intanto delle caratteristiche principali, che sono la presenza dei porti di approdo, e poi ci dice anche che è una carta nautica sostanzialmente perché è una carta che permette di trovare sostanzialmente le coordinate rispetto alle antiche carte che invece non avevano il quadrante delle coordinate, e più la presenza sempre di alcune caravelle
che ci indicano che questa è appunto una carta che nasce per la navigazione. Siamo sempre nel 500, in che periodo siamo? Allora, dipende dall'edizione che stiamo trattando, questa è del 1688, Ecco. del 1638, scusatemi. La carta di Mercatore appunto fu un'innovazione e noi possiamo attraverso il nostro fondo vedere un excursus proprio di queste carte nautiche grazie anche al fondo acquisito negli anni 70 dall'allora direttrice Lalla Soggio Cavagnis, che ha comprato circa 300 carte tra rappresentazioni, soprattutto della Sardegna, con rappresentazioni tradizionali e carte nautiche, e poi conserviamo appunto questi antichi volumi sia a colori come quello che vi ho mostrato, ma anche in bianco e nero. Un esempio sempre di riuso importantissimo di carta nautica è la carta nautica del Mediterraneo, che abbiamo valorizzato recentemente in una mostra insieme all'AES, all'Associazione Editori Sardi e all'Università di Napoli, proprio per la sua unicità. È una carta, anche questo un riuso, trovata all'interno della coperta di un volume, una carta del Mediterraneo dove manca un quadrante, quello relativo alla Grecia, che però ci permette di apprezzare, andiamo a vedere se riusciamo a comporla tutta sul carrello. Sì, siamo in una posizione non troppo comoda, quindi i nostri amici della Gazzetta Sarda ci devono, come dire, seguire. A mostrarla, ecco, perfetto. In ogni caso, sì. I quadranti sostanzialmente, adesso dobbiamo ricomporla nella sua interezza, quindi qua abbiamo un quadrante, e qua abbiamo l'altra parte che dovrebbe, eccoci qua con la torretta, e qua abbiamo l'altra parte. E appunto manca quel quadrante. Manca il quadrante della Grecia. La particolarità di questa, questa dovrebbe andare, scusa, un secondo. Ecco. Altrimenti la componiamo male. Perfetto. Eccoci qua. Eccoci. Giusto per dare... I tre quadranti sono questi. La particolarità che ha permesso anche la datazione è la presenza di questi mostri marini che vedete appunto al lato. Ecco. La presenza di questa rosa dei venti, che è particolarissima, viene utilizzata solo da una certa epoca all'interno delle carte nautiche, della caravella, che ci dice che è appunto una carta nautica, che proviene dalla bottega maiorchina dei fratelli Prunes. E siamo nella metà, insomma, del 600. È una carta particolarissima perché vedete come i porti e gli approdi sulla costa aumentano notevolmente rispetto anche a quella di Mercatore che abbiamo visto prima. È vero. Vi sono molti più dettagli, riferimenti, quindi molta più conoscenza anche. Esatto, e poi soprattutto probabilmente questa carta non è mai entrata in una nave, ma è servita semplicemente a rinforzare la coperta di un libro, quindi appunto questo riuso ritorna. A livello di riuso noi abbiamo diversi esempi in biblioteca, abbiamo trovato anche delle carte da gioco antiche che rinforzavano appunto il piatto di un libro. E ci capita molto spesso di trovare dei riferimenti e dei testi antichi all'interno delle coperte. Tanto che insomma, uno studioso ricercatore dell'Università di Sassari, l'AI, ha recentemente fatto uno studio passando in rassegna la quasi totalità dei volumi del 5-600 della biblioteca, ritrovando dei frammenti medievali all'interno delle diverse coperte. Quindi adesso è appena uscito un articolo, verrà fuori poi uno studio più articolato. Comunque fa parte, diciamo, degli studi, delle collaborazioni che facciamo costantemente con l'università per studiare e valorizzare il nostro patrimonio. Molto interessante, questo appunto fa capire anche ai nostri amici della Gazzetta Sarda che questo è sempre un lavoro in divenire, è sempre un lavoro di grande approfondimento, di anche nuove scoperte e riscoperte, possiamo anche dire in questo senso. Assolutamente. E quindi c'è, diciamo, un rapporto a 360 gradi tra voi e anche coloro che ci danno la possibilità di conoscere ancora di più. Esatto. Poi volevo farvi vedere anche questo dono, perché costantemente la biblioteca riceve dei doni da studiosi, ricercatori. Questo è un dono che è arrivato negli anni 30, il dono insomma dello studioso Zirolia, ha donato dei volumi, dei manoscritti che riguardano i gremi. In questo caso è un libro dei conti e appunto reca siamo nel l'immagine, 500, siamo nel 1582,
il mese di agosto. I appunto. calzolai. I calzolai, Con un libro Nostra dei conti. Signora dello Spasimo, la sua Esatto. raffigurazione, diciamo così, quindi insomma è un tema a me caro anche. Sì, abbiamo avuto modo di metterli in mostra recentemente anche questi, quando abbiamo fatto insomma, delle esposizioni sui candelieri. Proprio perché Ogni la anno. biblioteca, ricordiamo, fa Sì. anche eventi Assolutamente che sì. riguardano anche presentazioni di libri, ma anche mostre stesse, Sì, no? sì, di Organizzate da valorizzazione, voi, e una quindi appunto sulle carte geografiche, sui candelieri. lo diciamo ai nostri amici, è aperta al pubblico, quindi c'è Aperta una al pubblico, continua interazione gratuita, così. come una biblioteca deve essere sempre, Certo. accessibili. E appunto questi volumi sono stati valorizzati proprio in occasione degli eventi di Ferragosto che noi facciamo ormai da circa un triennio, dove valorizziamo con i gremi soprattutto sia la parte diciamo immateriale della festa dei candelieri, ma anche diciamo i beni materiali che possediamo all'interno della biblioteca. Perfetto. Diversi anni anche i piccoli candelieri hanno fatto la vestizione all'interno della nostra biblioteca, abbiamo dato supporto anche diciamo per dare il nostro contributo alla città all'interno della festa, insomma. E questo è certamente un altro punto di forza vostro, essere così aperti all'interazione con le persone. Ora abbiamo terminato con questo carrello Sì. e andremo a vedere un altro carrello, ormai li chiamiamo così, che riguarda gli autori sardi, alcuni dei grandi autori sardi che qui sono ospitati da voi. Adesso andremo, restiamo ancora qui, restate con noi. Adesso andiamo, visto che siamo passati dall'ambito religioso, andiamo un attimino all'ambito scientifico e poi ci sposteremo a quell'ambito degli autori sardi, dei grandi autori sardi che abbiamo accennato prima, a un pezzo interessantissimo. Sì, allora intanto volevo dare una piccola testimonianza del legame della biblioteca anche con la parte scientifica dell'università e farvi vedere appunto gli studi sul cervello umano di Rolando. Rolando appunto arrivò qua a Sassari all'università, Luigi Rolando, come appunto medico dell'università, della Regia Universitaria, lo dice proprio diciamo già al frontespizio, dice pubblico professore di medicina della Regia Università. Primi dell'Ottocento, vediamo. Siamo nel 1809. Il volume è interessantissimo, intanto perché Rolando è importantissimo per i suoi studi sul cervello, ma il volume conserva alla fine le tavole disegnate dallo stesso Rolando sul cervello umano. Quindi stiamo toccando con mano la sua mano, esatto, attraverso i suoi disegni, oltre che la sua ovviamente mentalità e il suo studio. Molto interessante. E sulla falsariga, ma di un altro ambito, ad esempio sull'ambito botanico, conserviamo una copia, diciamo la prima edizione del Morris, il famoso Flora Sardoa, dove sono rappresentate le specie appunto vegetali della Sardegna. È un volume ancora addirittura insuperato nonostante siano passati quasi 2 secoli e quindi insomma fa parte anche questo del nostro patrimonio e avremo proprio il prossimo 11 marzo l'occasione di metterlo in mostra insieme al Garden Club di Sassari che celebra insomma il suo compleanno e quindi faremo insieme una mostra con i nostri volumi sul patrimonio, diciamo sugli alberi, sulle piante, che va dal 700 fino ad arrivare insomma al 900 e poi insomma metteremo in mostra anche tutti i vari disegni fatti da Paola Dessì nel tempo per la città di Sassari che conserviamo adesso qua in biblioteca. Bellissimo, bellissimo. Continuiamo adesso il nostro percorso. Io vi porterei all'interno del nostro fondo scrittori sardi per farvi vedere un pezzo importantissimo. È il manoscritto autografo del premio Nobel Grazia Ledera, che possiamo vedere appunto qua sul nostro carrello. Questo manoscritto è particolarissimo. Intanto dobbiamo spiegare che la Deledda amava scrivere su questi fogli tagliati per lungo, sono dei fogli diciamo protocollo o dei fogli bianchi insomma di questa dimensione, dove lei amava scrivere e fare le sue correzioni. Questo volume in particolare è stato studiato in edizione critica da professor Dino Manca, è stato pubblicato anche in un volume diciamo, a supporto diciamo, dell'attività scientifica della biblioteca. Come notate qua è stato anche retrodatato proprio grazie a professor Manca, che ha trovato un riferimento in una lettera che scrisse nell'inverno del 1905 la Deledda,
dove appunto disse sto terminando il mio romanzo sardo. Vedete che qua scritto c'è romanzo sardo ed è stato cancellato, e questo ha permesso di retrodatare questo manoscritto, che poi fu edito nel 1906 per la prima volta in Francia, non in Italia. E quindi il titolo poi che venne dato successivamente in questo ripensamento fu L'Edera. Bellissimo. Molto più, diciamo, attinente anche per il mercato francese. Bellissimo. Che è il romanzo sardo. Ed è stato oggetto di una campagna di promozione nei cosiddetti ripensamenti di autore, una campagna che ha visto i manoscritti di Leopardi, e tra questi anche, promossa dal Ministero della Cultura, e tra questi anche il manoscritto L'Edera, dove abbiamo mandato insomma le scansioni appunto di questi ripensamenti, non solo nel titolo ma anche nel finale. Il finale è stato ripensato di uno dei nostri simboli anche sardi, ma ovviamente certo, insomma un simbolo della letteratura mondiale, insomma. Oltre all'Edera custodiamo anche una copia del Ritorno del Figlio. Quella è stata acquistata dalla biblioteca dal mercato antiquario. La particolarità invece dell'Edera è che è stata donata dalla stessa autrice all'allora direttore Zapparoli. Zapparoli fece proprio questa azione di contatto con gli scrittori sardi e portò all'interno della biblioteca nel 1914 diversi manoscritti di autori sardi, e a tutti chiedeva il manoscritto e un'immagine con una dedica alla biblioteca. Bellissimo, un amico degli autori, possiamo dire, Sì, un vero e sì. proprio amico degli autori. E quindi la Deledda all'epoca mandò una foto che era una riproduzione poi del dipinto di Plinio Nomellini, di quando lei era ancora molto giovane, e una dedica con la firma insomma sotto alla Biblioteca Universitaria di Sassari, che custodiamo insomma nella stanza della direzione. Che custodite gelosamente. Esattamente. Continuiamo. Insieme dottor Fiori. all'Edera, sempre Zapparoli portò anche i manoscritti di Sebastiano Satta. Anche qua Il nostro carissimo Bustiano. abbiamo la foto donata alla biblioteca, così come fece la Deledda, Bellissimo. e diversi manoscritti insomma di Sebastiano Satta, tra cui appunto alle madri. Lui adorava anche fare insomma acquerelli, Esatto. era abbastanza poliedrico, insomma. Poi soprattutto in età avanzata, quando non era più in grado di scrivere, faceva scrivere e poi firmava. Sì, purtroppo ha avuto un fine vita insomma particolare, infermo, insomma. Peccato, grande poeta. E quindi riusciamo a farvi vedere, mostrarvi Perfetto, bellissimo, questi bellissimi documenti manoscritti. Bellissimo. Così come quelli di Salvatore Farina. Anche lui ha donato una foto che custodiamo sempre nella stanza della direzione, con una dedica e diversi volumi manoscritti. Anche lui, questi grande autore. da Dino Manca. Grande autore anche lui, insomma, di ambito internazionale, anche noi lo vogliamo ricordare, di Sorso. Bustiano era nuorese, anche se legati alla città di Sassari, Sì. anche legati dalla goliardia Poi tra l'altro e tanti altri aneddoti. abbiamo acquisito anche il fondo di Salvatore Ruiu. Altre grandi Grazie e importanti. alla donazione della famiglia di Caterina e Sandro Ruiu, che legano questi personaggi della cultura sarda tra loro, soprattutto grazie a Deledda, che aveva contatti con De Gubernatis, esattamente come appunto Sì. Salvatore Ruiu, e poi con tutto il mondo anche dell'arte, Ballero, eccetera. Quindi troviamo un carteggio molto ampio che permette di contestualizzare non soltanto, diciamo, le opere, ma anche gli autori all'interno di un circolo culturale che si muoveva tra Sassari e Roma. È vero, ci indirizza in un grande contenitore culturale davvero ampio.
Allora, dottor Fiori, dove siamo? Proseguendo nel nostro viaggio, dove siamo? Una bellissima sala. Sì, siamo nella prima delle 3 sale lettura della nostra biblioteca. Abbiamo appunto questa sala, la sala sarda, è una stanza invece più ampia dove svolgiamo insomma le nostre conferenze, le nostre esperienze di valorizzazione del patrimonio, insieme a uno spazio anche dedicato per la lettura ovviamente. Qua possiamo vedere il frutto, diciamo, dei nuovi finanziamenti PNRR. Come questa ci sono altre postazioni all'interno della biblioteca che mirano al superamento delle barriere sensoriali e cognitive. In questo caso siamo davanti, diciamo, a uno screen reader che permette ai non vedenti appunto di ascoltare un libro aprendolo. Diciamo, al di sotto di questa superficie c'è uno scanner che attraverso un OCR legge il testo contenuto nel libro e quindi permette sostanzialmente agli utenti in postazioni dedicate ma all'interno di postazioni condivise nella nostra sala studio appunto di poter apprezzare la lettura e potersi avvicinare alla lettura. Così come abbiamo dotato la biblioteca di alcune postazioni con delle sedute particolari anche per chi ha delle disabilità e permette quindi una regolazione in altezza, diciamo dello schienale e anche una posizione sicura. Abbiamo acquistato anche diversi dispositivi come delle tastiere Braille, la possibilità ad esempio di sottotitolare in live quando facciamo le conferenze, quindi permettere anche ai non udenti di poter accedere appunto alle informazioni e poter fruire delle nostre conferenze e della valorizzazione del patrimonio. E questo grazie appunto a questo finanziamento PNRR della misura 1.2 che stiamo portando avanti e che si concluderà al termine del 2025 e fino diciamo a metà del 2026, con anche l'adeguamento di alcune strutture di accesso alla biblioteca come l'ascensore e quindi cerchiamo sempre più di rendere inclusiva e accessibile la nostra biblioteca. Molto interessante, quindi insomma i nostri amici della Gazzetta Sarda hanno la possibilità di vedere, di capire che qui c'è veramente tutta la possibilità di includere chiunque nella fruibilità e quindi nell'amore stesso di ciò che voi conservate e regalate ovviamente a noi del pubblico. Certo, e in più stiamo anche diciamo, ampliando quella che è l'offerta dei servizi della biblioteca. Abbiamo recentemente acquisito uno scanner planetario di grande formato, fino alla 0, che permette scansioni ad alta definizione in pochi secondi e che ci permetterà anche di digitalizzare il patrimonio antico che oggi viene conservato in copia di sicurezza a livello di microfilm principalmente, microfilm che la biblioteca ha fatto fin dagli anni 70 e che appunto sono comunque consultabili anche attraverso un ulteriore diciamo, macchinario che abbiamo acquistato che è appunto lo scanner microfilm che permette di visionare i singoli fotogrammi ma anche nel contempo di digitalizzare questi fotogrammi, quindi permette la duplice azione di appunto consultare e digitalizzare il patrimonio. Perfetto, adesso continueremo il nostro viaggio. E stiamo per terminare il nostro viaggio qui, dottor Fiori. Dove siamo esattamente?
Siamo nell'ingresso principale dell'ex ospedale civile, il complesso monumentale della Santissima Annunziata, che ospita, oltre che la biblioteca universitaria, l'Archivio di Stato, la direzione musei e gli uffici amministrativi della sanità sarda. Questo è l'ospedale civile, l'antico ospedale civile di Sassari, nato, diciamo, la posa della prima pietra è del 1843, nasce al di fuori della mura come momento di espansione della città di Sassari, proprio come nuovo ospedale cittadino progettato anche in maniera specifica per le malattie infettive. Tant'è vero che l'architetto Carlo Berio, che lo progettò, ha dato una pianta molto simile ad un carcere, secondo i dettami della medicina dell'epoca, creando dei cortili di areazione in alcuni bracci che erano poi i reparti dei singoli degenti, che avevano un unico punto di contatto, che era la cappella, che è, diciamo, un semicerchio che troviamo al centro dell'edificio. Questo scalone in realtà è successivo alla costruzione del palazzo, realizzato dall'ingegnere Raffaello Giano, noto ingegnere, insomma, di Sassari, che ha progettato in tutta Italia, compreso l'ospedale Gaslini di Genova, e numerose ville liberty che possiamo ammirare nel quartiere dei Cappuccini. E qua ci troviamo, diciamo, in un ambiente che richiama tutti i benefattori e coloro che hanno contribuito alla costruzione dell'ospedale. Prima fra tutti la volontà di Don Simone Manca di Mores, primo sindaco posto unitario di Sassari, che oltre ad aver promosso l'edificio è anche tra i progettisti, poi lo vedremo, del disegno della cappella dell'ospedale. Anche perché effettivamente qui, dottor Fiori, noi andremo anche a vedere, a gustare qualcosa riguardo il Sartorio, Sì. il grande scultore, che anche qui a Sassari, insomma, era un nome talmente importante, in quel grande contenitore culturale di cui accennavamo un po' prima, insieme a tutti quei grandi artisti, ha avuto a che fare con loro, nelle conoscenze anche umane stesse. Certo. E qui, dottor Fiori, siamo qui all'interno di questa bellissima sala, che adesso ci descriverà, dove ci sono delle opere anche molto importanti, perché sono opere firmate in qualche modo, insomma, da un grande. Ci dica pure. Allora, ci troviamo all'interno del vestibolo dei benefattori, cioè la stanza che accompagna poi alla cappella dell'ospedale, dove troviamo appunto delle statue celebrative dei munifici benefattori che hanno permesso nel tempo la costruzione dell'ospedale. Le maestranze che hanno appunto fatto queste sculture sono quelle che tipicamente hanno lavorato a Sassari, che ritroviamo anche all'interno del cimitero monumentale, prima fra tutto il Sartorio. Qua abbiamo alcuni esempi, come la statua di Lazzaro Secchi, sassarese, munifico benefattore dell'ospedale, che è appunto opera del Sartorio, insieme come altre opere che troveremo poi in cappella. Qui invece abbiamo la statua del patrizio Don Costantino Musio, bittese benefattore dell'istituto, appunto di Usai, un'altra maestranza Che veniva fuori dalla bottega, esatto, di di Sartorio. E invece abbiamo poi la statua di Ugo Roncati, dell'ingegnere Giuseppe Franchetti, che appunto fu colui che progettò e andò a costruire, diciamo, l'ospedale, quindi contribuì con la sua opera. Anche la tomba di Giuseppe Franchetti la troviamo nel cimitero monumentale di Sassari, appunto sempre opera di Ugo Roncati. Proseguiamo, vediamo qualcos'altro nel frattempo. Insomma, questa sala è la sala, diciamo, di rappresentanza di tutti coloro che hanno... In particolare questa, diciamo, lapide commemorativa di tutti i munifici benefattori di Sassari dall'anno 1528 sino, diciamo, all'inaugurazione dello stabile, al 1851, che ricorda praticamente i nomi di tutti coloro che hanno donato qualcosa per l'ospedale del tempo. Perfetto. E adesso andiamo a vedere che cosa? Andiamo a vedere la cappella dell'ospedale, che era l'unico punto di incontro dei diversi reparti. E quindi i malati potevano in quell'occasione guardare la messa tutti dalla stessa prospettiva. Perfetto, andiamo. Eccoci, dottor Fiori, siamo entrati in cappella e adesso ci faccia strada gentilmente, andiamo a vedere, nel frattempo ci dica qualcosa. Sì, allora anche qua possiamo vedere delle bellissime opere del Sartorio, come questa fonte battesimale. La cappella è ancora consacrata, quindi sono state celebrate delle messe
in occasione ad esempio dell'inaugurazione da parte di Monsignor Zicchi e anche recentemente insomma, durante un funerale di un dirigente della sanità che era molto affezionato a questa cappella. Attualmente fa parte appunto del complesso monumentale, quindi conserva delle vere e proprie opere d'arte, come dicevamo. Tutte le pitture floreali che vediamo sono opera di Remo Branca, il disegno dell'altare, appunto con gli angioletti e questa forma particolare è di Don Simone Manca di Mores, appunto sindaco post-unitario di Sassari, primo, così come quest'altro gruppo scultoreo che è sempre opera del Sartorio, che possiamo vedere qua sulla destra. Bellissimo, bellissimo. Dovrebbe rappresentare i momenti precedenti alla crocifissione, insomma, nel giardino, insomma, la visione dell'angelo del nostro Signore. Davvero molto molto interessante, è un luogo anche caro alla memoria sassarese, ovviamente, no? Insomma, perché ci rendiamo conto che il patrimonio artistico della nostra città, legato a questi luoghi, è legato anche a voi che contribuite a conservare e a farlo anche fruibile. Ricordiamo, è fruibile anche durante monumenti aperti. Noi partecipiamo costantemente a monumenti aperti con le diverse scuole che si sono un po' succedute negli anni, ma anche facciamo 2 giornate particolari promosse dal Ministero, le giornate europee del patrimonio, la terza settimana di settembre, il sabato e la domenica, e poi c'è la prima domenica di ottobre che invece è la domenica di carta, in cui creiamo un connubio tra contenitore e contenuto, quindi andiamo a far fare le visite guidate al complesso monumentale della Santissima Annunziata con in abbinamento una visita ai nostri depositi, al patrimonio, un po' quello che abbiamo fatto oggi con voi. Perfetto, e adesso noi andremo in chiusura di questo servizio, di questa visita guidata, ritorneremo nel suo ufficio e vedremo le ultime cose, quindi i nostri amici della Gazzetta Sarda restino con noi, che sarà un'altra chicca. Ed eccoci davanti ad un'altra grande meraviglia culturale della biblioteca e andiamo ad un grande illustre di Sassari, Enrico Costa, e quindi dottor Fiori adesso lei ci farà fare questo fine viaggio culturale e ci racconterà che cosa abbiamo qui di questo grande personaggio. Stiamo parlando di chi? Allora, abbiamo acquisito dai familiari, quindi acquistato dalla biblioteca da ormai quasi un decennio, acquistato questo fondo, il fondo personale di Enrico Costa, o perlomeno una parte del fondo personale di Enrico Costa, un'altra parte ancora custodito presso i suoi parenti. La particolarità di questo fondo è che ci sono i volumi posseduti dallo stesso Costa, tra cui la sua prima edizione del Sassari, che hanno la particolarità di avere questa, coperta fatta successivamente però alla sua morte dai familiari, e quindi possediamo tutta questa parte bibliografica abbastanza preziosa appartenuta all'autore, così come alcuni suoi effetti personali, come ad esempio il bastone, che è quello che comunemente potete vedere nella piazza, nel monumento, nella piazza antistante l'ospedale civile, dove ci sono appunto le sue iniziali incise, Enrico Costa. Interessantissimo. Quindi. E poi il cappellino, che si ritrova in tante immagini che l'hanno ritratto. Abbastanza caratteristico, se vogliamo, sì. insomma. Stiamo parlando sempre tra fine 800, primi del Novecento. Questa è una delle immagini più conosciute di Enrico Costa. Possediamo diversi album fotografici, sempre appartenuti al Costa, con le foto di famiglia, che lo ritraggono in alcuni momenti della sua vita, tra cui questa, che lo ritrae giovinetto. Abbastanza giovinetto, molto giovinetto. E poi momenti di famiglia. Ecco. Bellissimo. Naturalmente il fondo conserva anche alcuni scritti ancora inediti e sono frutto appunto di uno studio di inventariazione e di un processo di valorizzazione che stiamo facendo in collaborazione con l'Archivio Storico del Comune di Sassari, dove il Costa operò per lungo tempo e dove ci sono diverse testimonianze dell'attività di Costa, e insieme poi a Simonetta Castia, quindi l'AES e la Mediando, con cui abbiamo avviato questo rapporto di collaborazione per poter poi pubblicare questi scritti inediti e quindi procedere con la divulgazione di questi testi ancora non conosciuti.
Perfetto. Allora adesso noi chiuderemo questo servizio e saluteremo i nostri amici direttamente in camera. Ci sono anch'io accanto a lei, dottor Fiori, così saluteremo e ringrazieremo voi e lei soprattutto per questo momento. E allora, amici della Gazzetta Sarda, siamo arrivati al termine di questo viaggio culturale qui nella Biblioteca Universitaria di Sassari, in compagnia del direttore, il dottor Giovanni Fiori, appunto, che insomma la ringraziamo, grazie infinitamente per questo momento, per questa giornata, perché abbiamo passato un bel po' di tempo insieme. Grazie a voi, naturalmente. Spero di essere stato abbastanza esaustivo. Assolutamente. Se qualcosa sì. è sfuggita, anche per, insomma, perché abbiamo un patrimonio veramente vasto, vi invitiamo a visitare la nostra biblioteca. Svolgiamo anche attività, insomma, di visite guidate, di valorizzazione del patrimonio, quindi potete tranquillamente chiamarci, inviarci una mail e prenotare una visita, insomma, sia agli spazi monumentali o alla biblioteca. Ricordiamo dove siamo, Piazza Fiume. Ci troviamo in Piazza Fiume a Sassari, nell'ex ospedale civile La Santissima Annunziata. Non si sbaglia, è proprio un edificio gigantesco che trovate proprio prospiciente alla piazza. Perfetto, allora amici della Gazzetta Sarda, io vi ricordo che la cultura passa attraverso questi luoghi, anche attraverso questi luoghi. In questi viaggi culturali vi abbiamo portato e continueremo a portarvi all'interno dei luoghi della cultura, sì, assolutamente, ma anche all'incontro con uomini e donne della cultura non solo cittadina ma regionale e anche, come avete già visto, per quanto riguarda anche la musica di livello nazionale. Quindi ricordiamo Sgarbi, ricordiamo anche Bennato, Eugenio Bennato, Monio Vadia. Quindi continuate a seguirci e noi dalla Biblioteca Universitaria di Sassari vi salutiamo. Bruno Lombardi per la Gazzetta Sarda, ad un prossimo appuntamento. Arrivederci.